Mamma mia, mamma mia, la faccio giù, non ce la faccio più. L'ossigeno, io ci vuole l'ossigeno. Ci vuole l'ossigeno, ci vanno i colpi di coltello, come diceva il grande Edoardo. Come si fa a soffrire così in una partita che si doveva vincere? Hola amigos, salve ragazzi e buonasera a voi, a me. Il giorno sono le 10 e 16 minuti, ragazzi. Napoli 1 Brescia, no, Napoli 2 Brescia 1, sottomagnato, ma come si fa? Come si fa? Allora, ci portiamo la vittoria a casa. Non sono tanto soddisfatto del secondo tempo, né? Secondo tempo che si poteva fare meglio, si poteva gestire meglio la partita, sicuramente, ma questi due gol, questo attacco che comunque risponde in ogni partita alla grande, copre un po' i difetti, i problemi che abbiamo ancora a centrocampo e in fase di difesa, perché non si può pigliare sempre un gol a partita in partite che dovremmo stravincere. Lascia stare, senza nulla togliere al Brescia che si è comportato bene, ha giocato bene, poi una ballottella a Nanzica, tutto rispetto, però come si fa a lasciare Balotelli saltare su quella palla e i nostri difensori centrali che saltano, però saltano guardando i palumberri, il farfallo, saltano così, senza, solo per fare saltate, ma in realtà non facendo niente, non ostacolano l'attaccante, non tentano di prendere la palla, cioè non lo so, che tu zoom, no? Solo così, vabbè. Finale di secondo tempo che è stato anche, anzi metà del secondo tempo che è stato anche condizionato dagli infortuni, Manolas, Maximovic, De poi dopo che comunque era stato anche ammonito ingiustamente Maximovic, gol annullato perché gli è andato il pallone proprio su ammonizioni proprio assurde, queste qua, assurde, che è normale che tu comunque nell'adrenalina, nel gioco, in un'azione l'istinto ti viene di fare gol, annulla il gol, ma non che le ammoni pure, e le condizioni adatta la partita a Maximovic per ben 70 minuti. Comunque l'assenza di Koulibaly si è fatta sentire e non si è fatta sentire, se vogliamo, perché comunque la di due centrali Manolas e Maximovic si stavano comportando bene, però la sulle palle alte non lo so, non lo so, non gestiva Mario Rui e Curto, no, ma non lo so, Maximovic, Manolas, c'è stata là, le palle alte devono essere le vostre, le dovete dominare. Invece Balotelli ha avuto tutto il tempo di saltare, dare forza, ha fatto un bel gol. Gol annullato anche al Brescia per giusta punizione. Fallo su se non sbaglio era su Maximovic, se non sbaglio, o Manolas, non mi ricordo, comunque era giusto annullare. Comunque il VAR si è comportato bene, tranne nella situazione in cui c'è stato un rigore per Llorente che era, mamma mia, era grande, un rigore tutta la vita quello, ragazzi. Come si fa a non dare un rigore così? Come si fa a non dare un rigore così? È incredibile, 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 ce l'abbiamo tutti contro, tutti contro. Un arbitraggio che se non fosse stato corretto più di una volta dal VAR, stiamo inguaiati in Italia, gli arbitri, stiamo proprio inguaiati, sono incompetenti, su scemi, su disonesti, non lo so, dite quello che volete, ma stiamo inguaiati, seriamente inguaiati. Non parlo solo per le partite del Napoli, parlo pure per le partite in generale delle altre squadre italiane. Comunque, detto questo, ma volevo sapere, tu dove stanno tutti i Juventini, i Rubentini che stanno ancora a parlare un rigore Mertens, che non c'è sé, perché non c'è sé chi se lo rende, no? Guarda caso da quel rigore là che ci diete, che poi per me è rigore,
si poteva non dare, ma per me ci stagliano tutto Stuart, ci stanno, guarda caso, hanno alzato un polverone e loro continuano a rubare partite e noi, cioè alla fine, nel rigore, no, mi dovete rispondere mo'. Era rigore questo di Llorente? No, non era rigore, il regolamento, ma va a cagare, vai. Non capite un cazzo, non capite un cazzo. Vabbè, comunque ragazzi, torniamo alla partita. Napoli che vince 2-1, poteva chiuderla tranquillamente sul 3-0 se fosse stato realizzato, ma non c'è stata neanche l'opportunità di provarci, quel rigore che c'era, e per altre occasioni create anche che si potevano realizzare. Non si è chiusa la partita sul 3-0, il Brescia comunque ha giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, noi siamo venuti in meno, ripeto, sia per gli infortuni, sia perché Ancelotti non poteva più effettuare cambi ormai, avevamo tutti 4-5 centrocampisti, tutti centrali, non c'era più possibilità di fare cambi tattici, forse avrebbe fatto entrare Lozano, avrebbe fatto entrare Milik per far respirare un po' comunque gli attaccanti, far mantenere un po' la palla alta, far un po' salire la squadra, invece vabbè, i fortuni hanno un po' condizionato i cambi del secondo tempo e c'è stata il Brescia che comunque col suo gioco ci ha messo in difficoltà e abbiamo sofferto. Vabbè, comunque gol di Mertens che si avvicina. Mi sono espresso un gol dalla leggenda Maradona e poi seguirà Hamsik nella classifica capocannonieri della storia del Napoli. C'è stato, ripeto, il gol di Manolas annullato, poi ha fatto un bel gol di testa, lui che è forte su queste palle alte, è il secondo gol che fa in questa stagione. Ci potrà essere utile, molto utile, perché noi soffriamo delle palle alte solo Koulibaly. Vabbè, ragazzi, io sono fiducioso, anche se comunque non si possono prendere 9-10 gol in 6 partite di campionato, è una media proprio di squadra di bassissima classifica, se non di retrocessione come difesa. Poi non lo so, l'attacco appunto sta un po' nascondendo questo problema, ma non si possono subire tanti gol così. Una squadra che vuole ambire a traguardi, a obiettivi stagionali, non può subire tanti gol così in 6 partite. Vabbè, comunque speriamo si aggiusti un po' la fase difensiva. Io penso che è un problema che inizia da centrocampo, non c'è filtro. Lascia stare che il Brescia ha fatto più cose del Cagliari, uno tira a porto un gol, Brescia poteva anche fare il secondo, ha fatto anche un gol che è stato annullato, per me giustamente, ripeto, però non si può rischiare di subire un pareggio dopo la sconfitta in casalinga col Cagliari in quel modo. Brescia ha avuto un sacco di calcio d'angolo, ragazzi, a fine secondo tempo. La potevo pure prendere, una rete, un colpetessa, una mischia, cioè ce ne magari un pareggio in casa, incredibile. Non si può, queste partite devono chiudere. Se vogliamo guardare il lato positivo, sì. Sono partite che magari qualche anno fa le perdavamo, le pareggiamo, queste qua non le ci bloccavamo proprio, a dire la verità. Ripeto, l'attacco sta un po' nascondendo tanti difetti che si devono correggere. Spero che il nostro mister lo faccia al più presto, perché là davanti stanno le due che stanno fuendo, anche se prossima partita ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Juventus. Noi andremo a Torino contro il Torino, non sarà facile, non sarà per niente facile, però se riusciamo a portare la vittoria a casa, le due litiganti, magari un pareggio, già recuperiamo 2 punti su entrambe, ci avviciniamo un po'. Vabbè ragazzi, sempre forza Napoli, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un dislike, lasciate un commento, lasciate quello che volete, lasciate una cosa sorda, lasciate scherzando,
fate i bravi, sempre Forza Napoli, al di là dei risultati. Noi ci vediamo al prossimo video, Torino-Napoli, poi ci sarà anche la parte di Champions, sempre Forza Napoli, sempre e solo Forza Napoli, al di là della prestazione dei risultati. Comunque è stata giocata bene la partita, pubblico di grandi occasioni, forse per l'orario, forse perché la domenica c'è stato un bel pubblico. San Paolo finalmente si è di nuovo diciamo riempito, ed ha aiutato anche la parte finale, dove 7 minuti di recupero c'è stata una sofferenza con Brescia, non è che ne hai idea. Sempre Forza Napoli, bacio a tutti, Forza Napoli.